La caccia alla banda di nomadi è ufficialmente estesa a livello interregionale, in particolare in tutto il nord Italia, dopo il folle inseguimento a 200 km orari in autostrada lungo la 4 tra i caselli di Meulo e Noventa di Piave, con un bilancio di 2 agenti della polizia stradale feriti, 10 giorni di prognosi e una volante completamente distrutta. Nel mirino della porstrada di San Dona di Piave, infatti, una Volkswagen Passat scura, da tempo già segnalata per diversi furti ai distributori di benzina tra Veneto e Friuli e condotta sempre dalla banda di nomadi. Auto ritrovata abbandonata dalla polizia Desenzano nel Bresciano dai nomadi dopo il violento inseguimento. Poco prima, verso le 14:30, i poliziotti intercettano il veicolo all'altezza del casello di Meolo. Da qui parte la corsa disperata dei nomadi. A Noventa di Piave, il primo blocco, la pattuglia si posiziona di traverso per sbarrare la strada. Proprio mentre la gente alla guida sta per scendere, i malviventi speronano la volante a tutta velocità, mettendo a rischio la vita dei poliziotti. L'inseguimento riprende feroce fino al drammatico epilogo. L'auto in fuga inchioda improvvisamente in mezzo alla corsia per provocare l'impatto. Per evitare il tamponamento devastante, il poliziotto sterza bruscamente, la volante finisce fuori strada, distruggendosi nel fossato laterale. Ad avere la peggio sono i 2 agenti della stradale. Uno ha riportato la lussazione della spalla, l'altro profonde ferite alla fronte, suturate con diversi punti in ospedale. I fuggitivi sono invece riusciti a dileguarsi salendo a bordo di una seconda auto pulita con i complici che li stavano attendendo nel Bresciano. Dopo il ritrovamento della Passat abbandonata, i rilievi scientifici della polizia sono concentrati sull'abitacolo della vettura, alla ricerca di impronte digitali, tracce biologiche o telefoni cellulari dimenticati durante la fuga a piedi prima di raggiungere i probabili complici. Al centro delle indagini anche le telecamere di videosorveglianza della zona del ritrovamento, passate al setaccio, e i varchi autostradali.